soltanto questo. Se non è stato indagato il tuo rapporto con Roma, cioè la domanda è questa: tu saresti diventato il poeta che sei diventato senza venire a Roma e senza abitare, perché hai parlato di geopolitica, no? Ma anche di geografia o di luoghi, no? Si può parlare, perché la tua poesia di fatto è legata sia ad oggetti, a riferimenti culturali, ma è legata anche a luoghi fisici. Spesso, come diceva Palazzeschi, da dove vengono le cose che scrivi? Io girello molto, rispondeva Palazzeschi, no? Allora mi sembra di rivedere in te quasi la stessa modalità. Allora, la domanda è questa: se tu non fossi venuto a Roma e se non abitassi dove abiti, vicino Piazza del Popolo, questo teatro che rappresenti nella tua poesia forse non ci sarebbe, cioè nasce qui il poeta Valentino Zeigan, oppure altrove già c'era il seme, insomma, di tutto questo? Guarda, io sono diventato romano, sono fiumano ma sono diventato romano e sono fedelissimo a questa città, e senza questa città credo che non sarei stato quello che sono diventato, assolutamente, perché, cioè, sai, lo puoi capire da quelli che vengono a vivere in questa città. Io mi ricordo gli stranieri negli anni 60, 70, 80, no? Anche perché c'era il cinema a Roma, no? E molti non se ne sono mai più andati, non riuscivano a distaccarsi da questa città. Io non so, ma anche adesso non riuscivano a distaccarsi. C'è qualcosa? Sì, avrà tanti difetti, ovviamente, li ha. Ecco, questo, però è qualcosa di molto profondo. Come dicono ormai banalmente, ci vorrebbero molte vite per capirla, per essere parte d'essa, anche perché Roma è sfuggente. Comunque a Roma non sei nessuno, nessuno ti calcola, non sei assolutamente niente. E questa è già una cosa molto importante, perché ti mette a posto, ti mette, come dire, ti sistema il carattere, nel senso che non capisci che non devi cercare niente. Se ti buttano un osso, come dire, è grasso. Se c'è il midollo, è grasso che cola. Hai capito? Questa è la regola, non chiedere niente, non aspettarti niente. Se viene qualcosa, viene, se qualcuno si ricorda. Perché qualcuno mi ha raccontato una barzelletta, che Bob De Niro stava una volta da Rosati, no? Ma era a Roma, era arrivato, sai, Bob di qua, Bob di là, tutti quanti se lo accalappiati. A un certo punto lui stava con un amico e dice: senti, gli fa a quest'amico, stasera non so che fare, sto qui così, dai, dice, con lui, in cui lui si insomma, faceva accompagnare, dice: senti, telefona a qualcuno in qualche casa per vedere dove andavano, insomma. Di solito andavano in quella permanenza di De Niro a Roma. Allora lui telefona all'amico e dall'altra parte dell'apparecchio qualcuno gli fa: senti, tu hai detto che Bob è con te, se proprio tu vuoi venire, vieni, ma quel rompicoglioni di Bob non ce lo portare, perché ne avevano abbastanza. Roma è questo. Cioè, questo anche come te lo dimostra Flaiano, come te lo dimostrano moltissimi, capito? Il romano si annoia, come dire, ha già visto, è sufficiente, capito? A se stesso. Ecco perché non ha nessun riguardo, e nessun interesse. Poi ogni tanto gli scatta qualche interesse, ma per caso. Ora, io questa posizione mai mi sono permesso di criticarla, perché non sono romano e sono umile. E quindi sono uno che ha profondo rispetto di come vogliono stare le persone in una città. No? E quindi devo molto a Roma, ma devo anche molto alla mia attenzione. Ecco. C'è stato un periodo a Roma, negli anni 70, 80, così, che c'è stato Elio Pagliarani. Sì. E c'è stato tutto un grande discorso, una riscoperta della poesia giocosa. C'era Pagliarani che faceva le sue lezioni all'università, che era un posto, non perché fosse università, ma era un posto che gli avevano concesso il pomeriggio, insomma non è che stava in cattedra. E quello è stato un bel periodo, diciamo, della poesia
a Roma, in Italia, eccetera, anche se poi non c'è stata una codificazione di questo periodo, né sono uscite fuori delle schegge come Vito Riviello, eccetera, però non c'è stata una messa a punto di quel periodo che secondo me sarebbe abbastanza interessante fare, perché era proprio una poesia che scendeva dall'altare dell'aulico e di tutti i rimasugli, insomma, per avvicinarsi, un po' come diceva Ferroni, per avvicinarsi proprio alla realtà e anche giocare con questa, insomma, no? Cioè prendere degli elementi banali della realtà circostante, elementi che non avevano mai assunto un valore poetico, e buttati lì e si imbastiva un discorso estetico, un discorso anche che lasciava, che poi andava a defluire nel nulla, no? Poi, come è stato detto. Di questo periodo, e tu, Valentino Zaigen, ti senti di far parte oppure anche tu sei una scheggia impazzita? Perché lì c'è stato un momento proprio importante di riferimento, non è stato, come ripeto, codificato, non sono state trovate le radici storiche, cioè è stato un movimento che non ha, almeno fino adesso, non ha avuto nessuna cosa. Che rispetto a questo movimento tu come ti poni? Cioè per conto tuo ti faceva piacere questa cosa? Cioè come... Così, farebbe piacere No, sapere. Pagliarani è stato un amico, è quello che mi ha fatto anche l'introduzione al mio primo volume, Area di rigore, voglio dire, quindi ha avuto un rapporto negli anni 60, fine 60, 70, sì, negli anni 70 poi, perché il mio debutto è in quegli anni. Lui è stato importante, cioè la sua poesia è stata importante perché aveva la narratività. Ecco, aveva qualcosa che poteva insegnare molto, diciamo, a proteggersi da quella follia frammentista, diciamo, che era quella sul significante, no? Ecco, questo io poi devo dire non ho partecipato alla sua scuola, diciamo, come frequentatore della sua scuola. Perché avevo altro da fare, avevo troppe cene, troppi pranzi, troppi inviti e quindi insomma non avevo tempo per imparare più, niente, ecco. No, lui non può far parte di un gruppo, è impossibile, insomma, no, ecco, cioè, non è Valentino Zaigen, c'ha la particolarità proprio, come facciamo a collegarlo ad una tendenza? Lui, anche se ha sfiorato tante cose, però poi è lui, deve andare a cena, non lo so come dice, insomma deve fare dei giri, delle passeggiate per Roma, ma non integrarsi mai in nessun gruppo, non essere mai legato a qualche modello precostituito. Sì, ecco. Prego? La mia domanda è semplicemente questa. Io entrando stasera e guardando il tavolo dei relatori, soprattutto la fisionomia del moderatore, collegandola al fatto della sua origine natia, città di Fiume, non ho potuto non pensare istintivamente alla figura del grande poeta D'Annunzio, guardando, ripeto, la fisionomia del moderatore. Mi interessava sapere il suo pensiero rispetto alla sua città natale e quello che magari pensandoci nella veste di poeta, cosa le viene in mente, cosa pensa in rapporto a quella che è un po' la gioventù di oggi, quella che è la vita di oggi dal punto di vista sia politico-culturale. Ecco, cosa le ispira quel nome? E se ha dedicato qualche poesia a quella città, che per me assume nel mio piccolo un forte valore. Adesso non voglio dilungarmi molto, spero di aver... No, quanto vuole. Guardi, il mio rapporto con D'Annunzio, io considero La pioggia nel Pineto forse una delle più grandi poesie che sono state scritte alla fine della seconda metà dell'Ottocento, ecco, diciamo, che rasentano già il Novecento, perché da un punto di vista ritmico, linguistico, formale è una poesia straordinaria, ecco, perché è una poesia scritta col suono,
con la pioggia, col suono della pioggia, ecco. E quindi la considero un capolavoro assoluto, di grande insegnamento. Ogni tanto me la rileggo e dico, ammazza quanto è bravo, ecco. E io sono lontanissimo da quel tipo di retorica, voglio dire, no? Perché noi, diciamo, come moderni abbiamo retorizzato la poesia fino a un certo punto, però è stata, ecco, voglio dire, non c'è compiacimento, c'è solo funzionalismo, e questo è stato l'insegnamento del moderno. La poesia moderna ci ha insegnato questo, per esempio la purezza di Ungaretti, la capacità di scrivere quei versi del Porto Sepolto e quindi di veramente economizzare al massimo il linguaggio, e questo è un fatto igienico, devo dire, no? E anche i futuristi, perché la lezione di Marinetti a me, voglio dire, è servita, io l'ho capito. Potevano essere slogan, potevano essere aforismi, ma la lezione di Marinetti è importante per prosciugare il linguaggio e depurarlo da tutte quelle fantasticherie, da tutte quelle preziosità. Ecco, no? Però poi la faceva lunga pure Marinetti. Anche lui, ma la preziosità, diciamo, era, insomma, tabù, è stata anche per me, come io non sono stato un neoavanguardista, però certe cose le ho capite, una lezione l'ho capita, cioè fatta dalla neoavanguardia, ecco, è stato anche importante seguire certe cose, capirle, dialogare, voglio dire, e capire quello che è utile, perché poi un poeta che fa? Se prende quello che gli pare più, che gli serve di più, non lo so. No? Dipende dal disegno, no? Ecco. Per quel che riguarda la gioventù le risponderò con il più grande filosofo del secondo dopoguerra, e questo filosofo è il principe Carlo d'Inghilterra, il quale disse una volta: la disciplina, dice, a che cosa serve la disciplina? Può rimanere qui, Ecco. Dice, dice la disciplina serve, dice sì, ma che, voglio dire, è una cosa assolutamente anacronistica oggi, la libertà, eccetera. Disse, la disciplina serve a conoscersi interiormente, a capire qual è il punto di rottura. Innanzitutto per educarsi interiormente, e poi qual è il punto di rottura dove scatta la trasgressione e quanto costa la trasgressione, capire i propri limiti, quello che si può fare e quello che non si può fare, e poi per dare una parvenza di civismo alla società. Civismo, fine. Questo è una delle più grandi lezioni cioè, per i giovani che ci siano. Disciplina, autodisciplina, disciplina. Cioè, le faccio un esempio. Molte famiglie romane negli anni 80, 70, 80 protestavano molto forti i genitori perché venivano trattati male dai professori, eccetera. Per poi alla fine, se avevano i mezzi, mandavano i loro figli a studiare in Inghilterra o in Svizzera a prendere calci in culo, a studiare a forza di calci nel culo, chiaro? E botte. Perché? Perché poi il giovanotto sarebbe rientrato bello, fermo, educato, disciplinato, per gli studi, per la carriera, per il profitto futuro. Punto. Quindi la disciplina serve solo a questo. Senza disciplina non si studia. Come dice, impara la poesia a memoria, fa questo, fa quell'altro. Questa è la regola delle società che hanno classi sociali forti. Le classi sociali forti come si educano? Calci nel culo. Non è vero che li fanno carino, bambino, buono. Ma che? Perché devono sopraffare gli altri, essere più forti, più intelligenti, più studiosi e mettere a punto le loro capacità. Questa è la società. Secondo me. Il Tasso, a un certo punto cito Torquato Tasso che dice a un certo punto: alla virtù latina o nulla manca o sol la disciplina. È proprio un finale di un'ottava di Tasso. Ammazza, pensa che te sei ricordato, sei un genio. O nulla manca o sol la disciplina.
Sono incuriosito, perdoni la vanità, perché lei ha fatto questo parallelismo con D'Annunzio. No, perché voglio rivelare un arcano che non ho mai detto a nessuno, che al liceo per 3 estati, io vengo da Gargnano, che è vicino a Gardone Riviere, per 3 estati ho lavorato al Vittoriale degli Italiani, scrivendo, mi facevano battere a macchina, che non sapevo battere ma con un dito, cose inedite di D'Annunzio, per cui per 3 estati, per 30.000 lire per i 3 mesi dell'estate prendevo questi soldi. Però le provo a citare un pezzo di D'Annunzio, visto che ha parlato. Taci, sulle soglie del bosco, non odo parole dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocce e foglie lontane. Taci, le tamerici salmarse d'astre, i nostri vestimenti leggeri, piove sulla favola bella, che ieri ti illuse, che oggi mi illude, o creatura terrestre che hai nome Ermione. Spezzoni vaganti, ma per darle l'idea. Però a parte la straordinarietà di questa, le rilevo un piccolo dettaglio. Su un tavolo di D'Annunzio c'era il ritratto, una scultura diciamo di Eleonora Duse, in questa frase bellissima: a Eleonora che fece di se stessa alterne luce di lampada e luce di rogo. Ecco, quindi le ho dato anche un inedito. Allora, su queste note di vanità possiamo chiudere la serata. Grazie dell'attenzione, grazie della disponibilità. Spero che sia stata una bella occasione di incontro.